Davide Gavin, 45 anni, è lui la vittima di uno spaventoso incidente stradale avvenuto a Zanella notte scorso lungo la provinciale 66. Viaggiava su una Golf assieme alla sua compagna quando, in prossimità di una rotatoria in via Monte Pasubio, la sua vettura è finita frontalmente contro una Renault Megane. L'auto si è immediatamente incendiata. Ad estrarre la coppia dall'abitacolo alcuni automobilisti di passaggio che, dopo aver lanciato l'allarme, hanno affidato i feriti ai sanitari del SUEM che li hanno trasportati all'ospedale. Davide purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto nella notte. L'uomo nativo e residente a Zugliano era molto conosciuto in paese, la testimonianza del sindaco che esprime il dolore della sua comunità. Padre di 2 bambini che frequentano la nostra scuola elementare, la scuola dell'infanzia parrocchiale, una famiglia ben inserita e ben voluta nella nostra comunità, e questo è il momento in cui tutti vogliamo stringerci attorno appunto a chi è stato colpito da questo episodio, e, e vogliamo farlo con tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto possibile. Il conducente della Megane, un 29enne residente a Schio, pur ferito, era uscito autonomamente dall'abitacolo. L'uomo è risultato positivo all'alcol test somministrato dai carabinieri giunti per i rilievi. Per questo i militari lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari. La rabbia del sindaco. Sono assolutamente convinto che gli strumenti potenzialmente li abbiamo, ed è paradossale che noi sindaci invece siamo impotenti spesso nel contrastare le velocità eccessive, i comportamenti scorretti, delittuosi che si compiono sulle nostre strade. Possiamo cambiare questa cultura, dobbiamo farlo, dobbiamo crederci